Buonasera a tutti, iniziamo l'intervista con Pietro Agostini del Breganze, una partita molto difficile, siete sempre andati in vantaggio, sembrava che riusciste anche ad agguantare un po' il risultato, poi ritornava il Seregno a pareggiare. Sì, è stata una partita molto fisica, come sapevamo sarebbe stata, però siamo stati bravi a rimanere lì anche nei momenti di difficoltà e poi a concretizzare quando c'è stato da concretizzare e chiuderla. Non solo quello, anche a variare le conclusioni, perché da dentro l'area aveva parato tutto Leonardo Reggio. Dopo avete pensato di tirare da fuori, hai trovato lo spazio giusto, un tiro sì cercato ma voluto più che altro. Sì, no, l'abbiamo preparato in settimana, sapevamo che loro avrebbero giocato un po' più chiusi, quindi siamo stati pronti a tutto, diciamo. Ve l'aspettavate un Seregno così ossuto, per così dire? Sì, noi sapevamo sarebbe stata una partita difficile anche perché arrivano da una striscia positiva, quindi non abbiamo preso sicuramente sotto gamba la partita e siamo contenti dei 3 punti e dei risultati che stanno arrivando. No, non solo quello, c'è stato un applauso finale anche del pubblico a sottolineare la vostra prestazione, perché per superare una squadra così ci vuole quel qualcosa in più che viene magari solo negli ultimi 2 minuti. Sì, come si è visto oggi è stata una questione di tempo e alla fine siamo usciti meglio noi e buon per tutti. Bene, grazie a Pietro, in bocca al lupo per i prossimi incontri.